Benvenuti all'informazione di Sicilia TV. A un mese esatto dalle elezioni del 25 settembre 2022 si è ufficialmente concluso lo scrutinio delle regionali siciliane. Vediamo adesso i nomi e i volti degli eletti. A un mese esatto dalle elezioni del 25 settembre 2022 si è ufficialmente concluso lo scrutinio delle regionali siciliane e ora che ci sono tutti i timbri sui nomi dei 70 eletti, Renato Schifani è pronto a convocare la prima seduta dell'ARS. La data scelta è quella del 10 novembre, mercoledì. Nei giorni successivi, forse già giovedì 11, si insedierà il governo giurando in Parlamento. Ecco i deputati eletti divisi per partito, tenendo conto di rinunce, elezioni in più province e opzioni per altri seggi alla Camera o al Senato. Fratelli d'Italia 13 deputati: Giusy Savarino, Giuseppe Catania, Gaetano Galvano, Dario Letterio Daidone, Giuseppe Galluzzo, Alessandro Aricò, Marco Intravaglia, Fabrizio Ferrara, Giorgio Assenza, Giovanni Luca Cannata, Nicolò Catania, Elvira Amata, Giuseppe Zitelli. Forza Italia 13 deputati: Renato Schifani, Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo, Michele Mancuso, Marco Falcone, Nicola D'Agostino, Luisa Lantieri, Bernadette Grasso, che prende il posto di Tommaso Calderone, che opterà per il Senato, Gianfranco Miccichè, Edita Maio, Gaspare Vitrano, Riccardo Gennuso, Stefano Pellegrino. Lega 5 deputati: Luca Sammartino, Giuseppe Laccoto, Vincenzo Figuccia, Girolamo Turano, Marianna Caronia. Democrazia Cristiana 5 deputati: Carmelo Pace, Andrea Barbaro Messina, Nunzia Albano, Ignazio Abbate, Serafina Marchetta. MPA 4 deputati: Roberto Di Mauro, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Carta, Giuseppe Castiglione. Il Partito Democratico porta all'ARS 11 deputati: Michele Catanzaro, Anthony Barbagallo, che potrebbe optare per la Camera e lasciare il seggio a Ersilia Savarino, Giovanni Burtone, Sebastiano Fabio Venezia, Antonello Cracolici, Mario Giambona, Valentina Chinnici, Nello Di Pasquale, Tiziano Fabio Spada, Dario Safina, Calogero Leanza. 11 deputati del Movimento 5 Stelle: Angelo Cambiano, José Marano, Antonino De Luca, Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Stefania Campo, Carlo Gilistro, Cristina Chiminnisi e Nuccio Di Paola. Quest'ultimo era candidato a Caltanissetta, Palermo e Catania. Dovrà quindi optare per uno dei 3 seggi, lasciando gli altri 2 ai primi dei non eletti. Ad attendere la scelta ci sono la palermitana Roberta Schillaci, il nisseno Filippo Ciancimino e l'etnea Marina Ardizzone. 2 di questi ultimi 3 nomi diventeranno deputati dopo la scelta di Di Paola. Sud Chiama Nord porta all'ARS 8 deputati: Ludovico Balsamo, Maria Davide Vasta, Matteo Sciotto, Pippo Lombardo, Alessandro De Leo, Ismaele Lavardera, Salvatore Geraci, Cateno De Luca. Un cadavere è stato recuperato davanti la costa di Lampedusa. A chiamare i pompieri è stata la Guardia Costiera che durante un servizio di pattugliamento e ricerche di dispersi ha notato il corpo senza vita di una persona. Il cadavere era di un immigrato, è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Lampedusa nelle acque antistanti le zone di Cala Pulcino e di Capo Ponente, nella più grande isola delle Pelagie. Oltre alla neonata che è finita in mare sabato scorso quando si è ribaltato il barchino sul quale viaggiava con i suoi genitori, lunedì è affondato un barcone e i dispersi sono stati 4.
L'uomo ritrovato senza vita sarebbe uno dei migranti presenti nel barchino colato a picco. Nella zona segnalata per l'avvistamento sono intervenuti 5 vigili del fuoco e un natante. Il corpo non presentava segni di decomposizione, indossava un giubbotto giallo. Salgono a 8 le salme di migranti nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Ed è stato disposto il non luogo a procedere nei confronti dell'ex pubblico ministero della Procura di Agrigento Antonella Pandolfi, finita a processo con l'accusa di abuso d'ufficio per avere adottato una disparità di trattamento nelle indagini a carico dell'imprenditore Gaetano Caristia, autore della denuncia nei confronti del magistrato, rispetto a quelle nei confronti di Giuseppe Catanzaro, ex presidente di Confindustria. La sentenza è stata emessa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Caltanissetta Manuela Carrabotta. Caristia è stato condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione, poi ridotti a 4 in appello, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta lottizzazione abusiva alla Scala dei Turchi. Nel corso delle indagini ha denunciato trattamenti di favore di cui avrebbero beneficiato altri indagati e tra questi i fratelli Catanzaro, finiti sotto inchiesta per vicende relative a dei presunti abusi edilizi realizzati nella zona di Realmonte. Ma la stessa procura nissena aveva comunque chiesto l'archiviazione, ritenendo infondate le accuse nei confronti del magistrato che all'epoca dei fatti era al Tribunale di Agrigento, ma oggi in servizio a Roma. Assoluzione con formula piena per le agrigentine Giuseppina Falzone e Ingrid Salemi, imputate per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti di un'altra donna. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Sabrina Bazzano, che ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento per verificare l'eventuale reato di falsa testimonianza resa dalle parti offese. Gli avvocati Barbara Garascia e Giuseppe Bongiorno, legali delle imputate assolte, affermano: giustizia è stata fatta perché non solo è stata dimostrata l'estraneità delle nostre assistite dalle accuse mosse ingiustamente, ma accogliendo in pieno la nostra linea difensiva, il giudice ha anche trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Agrigento per accertare la falsa testimonianza. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè qualche giorno fa aveva disposto un'ordinanza che impone ai locali della Movida Agrigentina la chiusura all'1 di notte delle attività lavorative. Dopo il primo sabato appena trascorso, adesso i gestori e titolari dei locali di Agrigento e San Leone si dicono contro questa ordinanza. E dicono: prima la pandemia che ci ha costretti ad abbassare le saracinesche e a contingentare gli ingressi. Poi l'aumento delle bollette, e non solo, che ha segnato negativamente quello che avrebbe dovuto essere il momento della ripresa, e nel bel mezzo della lotta per la sopravvivenza delle nostre attività commerciali e per continuare a garantire il lavoro a chi presta servizio nei nostri locali, ecco l'ordinanza sindacale che ci impone di chiudere all'1 le nostre attività commerciali. Un'altra mazzata che ha forti ripercussioni sul nostro lavoro, concludono. Diverse quindi le iniziative che gli esercenti agrigentini intendono intraprendere per evitare la chiusura delle proprie attività. E un 39enne di Canicattì è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di inottemperanza al foglio di via. È stato infatti trovato ad Agrigento, ma per effetto del foglio di via obbligatorio firmato nell'ottobre del 2020 dal questore, non avrebbe più potuto rimettere piedi, se non autorizzato, nella città dei Templi per 3 anni. Cosa che non ha fatto, tant'è che è stato trovato in giro per le vie del centro. A fermarlo per un controllo i poliziotti della sezione volanti, ora quindi è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.
Ha stipulato online un contratto assicurativo annuale della sua autovettura, risparmiando 300 euro rispetto a quanto pagava l'anno precedente ed ha ricevuto via mail tutta la documentazione utile. Era sereno, un sessantenne agrigentino, quando alla guida della sua macchina è incappato in un controllo degli agenti della polizia stradale lungo la strada statale 640 all'altezza della rotatoria degli scrittori. Da lì a poco ha scoperto però che l'auto non era assicurata. Il contratto e il tagliando sono risultati fasulli. I poliziotti della stradale, seppur comprendendo che l'agrigentino era stato vittima di una truffa, gli hanno elevato la sanzione da 800 euro e la vettura è stata posta sotto sequestro. All'uomo non è rimasto altro da fare che formalizzare alla Polizia di Stato una denuncia a carico di ignoti per la truffa online che ha subito. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili, ma non sarà affatto facile. Tra le fine della scorsa settimana e l'inizio di quella in corso, i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno effettuato dei maxi controlli straordinari del territorio con l'impiego di più uomini e mezzi. Sono state controllate 94 persone e sono stati svolti accertamenti su 99 veicoli. 3 persone sono finite nei guai. Una 27enne di Canicattì, disoccupata, sorvegliata speciale nelle ore notturne, non è stata trovata nel proprio domicilio. È stata denunciata per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Deve invece rispondere di guida sotto l'influenza di alcol un artigiano 55enne di Campobello di Licata sorpreso ubriaco alla guida della sua auto. Ed ancora un 22enne disoccupato canicattinese fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata. Il giovane è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nel frattempo si è insediata la cabina di regia del Patto per la sicurezza sottoscritta tra la Prefettura di Agrigento e l'amministrazione comunale di Canicattì, finalizzato a garantire azioni integrate volte al miglioramento della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana nel territorio, anche in considerazione di un aumento degli episodi di microcriminalità. Non ultimo la razzia al noto negozio di capi griffati Calabrò di Canicattì. I ponteggi sono risultati inadeguati e scoperte diverse violazioni amministrative e sanitarie. Inoltre, durante uno dei controlli è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero. Tutte irregolarità venute fuori nel corso di 2 controlli sulla sicurezza del lavoro in altrettanti cantieri allestiti a Castrofilippo e San Giovanni Gemini. Ad occuparsi delle attività ispettive sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell'Arma delle compagnie di Canicattì e di Cammarata. Sono state elevate complessivamente ammende per un totale di 75.345 euro e sanzioni amministrative per 6.766 euro. Al termine del controllo nel cantiere di Castrofilippo, un 48enne titolare dell'impresa edile è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento e ritenuto responsabile di omesse, sorveglianza sanitaria dei dipendenti, consegna dei dispositivi individuali di protezione, informazione e formazione dei lavoratori, redazione del piano operativo di sicurezza, il cosiddetto POS, senza requisiti minimi. È mancata installazione del quadro elettrico di cantiere. Denunciata anche la committente dei lavori, una 66enne di Castrofilippo, ritenuta responsabile di omessa verifica tecnico-professionale dell'impresa esecutrice dei lavori. Invece a San Giovanni Gemini è stato denunciato un 42enne di Cammarata, amministratore di una ditta edile per deposito di materiale su impalcature, ponteggio difforme rispetto a quello previsto e mancanza di scale fisse in costruzione. Anche in questo caso è finita nei guai la committente, una 37enne ritenuta responsabile della mancata nomina di un coordinatore per la sicurezza.
E ci spostiamo a Palma di Montechiaro, dove ignoti hanno scavalcato la recinzione e una volta dentro il perimetro di una cantina sociale e cooperativa agricola di Contrada Albanasi hanno aperto le valvole di scarico di alcuni silos, provocando la fuoriuscita di migliaia e migliaia di ettolitri di vino bianco che si sono riversati nel piazzale e nei terreni circostanti. Un danno che da una prima stima si aggira intorno a 350.000 euro. Dopo la scoperta, uno dei responsabili della cantina, ancora scosso per l'accaduto, si è recato negli uffici del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti per l'ipotesi di danneggiamento. Della cantina, aperta da tempo, fanno parte diversi produttori vitivinicoli del territorio. I poliziotti, concluso il sopralluogo, hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili e ai motivi di quella che appare al momento come una chiara intimidazione. Una relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d'inchiesta. E cambiamo decisamente argomento. A Sicilia TV piace dare spazio alle realtà locali. Oggi abbiamo il piacere di ospitare il cantautore e ricercatore della musica popolare, il favarese Peppe Calabrese, che ci parla del suo primo album da solista, Mari Magi. Vediamo. Si chiama Mari Magi ed è il disco di Peppe Calabrese. È il primo album del musicista e cantante favarese in versione solista. Finora Peppe Calabrese è stato, da quasi mezzo secolo, conosciuto per essere uno dei perni della compagnia di canto popolare favarese. Mari Magi raccoglie 9 brani inediti che raccontano la tradizione siciliana, ma arrangiati con strumenti musicali meno legati alla tradizione folcloristica dell'isola. Sono stati suonati infatti anche il violino, il violoncello, il clarinetto e il sax soprano. Il titolo dell'album è quello di una delle 9 tracce in esso contenute e racconta il mare visto come una madre che accoglie e nutre, e non come foriere di disgrazie e di disavventure, un mare che unisce i paesi che lui stesso separa, ed il mar Mediterraneo, del quale parla Calabrese, non è più Mare Nostrum, inteso come strumento di potere, ma come sum, inteso come loro, di coloro che sull'isola di Sicilia vengono da lontano. I 9 brani contenuti nell'album sono Mari Magi, Picchì, Santuvitu, Franco Lutirannu, Caligio Marruni, Nipù, Carusi di Surfaru e La Matina e infine A Proprietà. Peppe Calabrese, cantautore, ricercatore della tradizione popolare, della musica popolare, si può raccontare la tradizione popolare con una sonorità nuova? Sì, certo che si può raccontare. E questo CD, questa produzione musicale che dal titolo Mari Magi, cerca di fare questo tentativo, cercando di non spostarsi da quelli che sono i contenuti proprio della tradizione popolare, però utilizzando degli strumenti sonori che sono più vicini al nostro sentire di oggi. Abbiamo introdotto in questo CD, composto da 9 brani, che trattano tematiche e argomenti diversi. C'è un canto storico, parla anche di attualità, sentimentali, affettivi. Sono tutti dei brani che hanno avuto l'ausilio di una strumentazione, non direi moderna, ma comunque aderente anche al testo e al momento storico che stiamo vivendo. Abbiamo introdotto il sax suonato dal mio carissimo amico Gaetano Agro, il violoncello di Mauro Cottone, il pianoforte e la fisarmonica e altri strumenti di Graziano Mossuto, che ha curato la regia musicale di questo CD. C'è la chitarra di Osvaldo Rizzo e il violino di Salvatore Cusumano, e io interpreto i brani. Il titolo Mari Magi viene da una mia riflessione, perché questo mare è stato sempre rappresentato come foriero di disgrazie, di disavventure, di morti. È vero, e questo è vero, però il mare è l'unica
l'unico approdo alla terra, l'unica speranza per poter avere per questi immigrati una vita migliore. Un mare che tinge le bandiere di tutto il mondo. Un mare che permette di dare una possibilità in più a tanti, a coloro che fuggono dalle guerre, dalle dittature e dalla fame. E si conclude così il nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito, adesso vi lascio alle previsioni meteo. Arrivederci.